Avevamo già vietato i falò, quelli diciamo di comunità, quindi vietato quello sul Monticano, il solito tradizionale, e vietati quelli delle frazioni. Abbiamo fatto salvo solamente i falò familiari e lì possono partecipare solamente i nuclei familiari. Nonostante le critiche del prefetto di Treviso, dei sindaci e di vari esponenti della Lega, il sindaco di Oderzo Maria Scardellato prosegue per la sua strada. Per il primo cittadino l'ammonimento rivolto ai sindaci che consentono i falò del pane vin in forma ridotta a livello familiare è privo di senso. La situazione nel territorio è sotto controllo, sono solo permessi i piccoli pane vin di famiglia e non saranno, a causa Covid, autorizzati i falò che il comune ha sempre organizzato in borgate o frazioni. I panevin casalinghi proibiti in tutta la Marca a causa Covid qui si potranno fare, dandone previa comunicazione in municipio, svolgendoli in proprietà privata, all'aperto e alla presenza di soli conviventi. Non c'è nessunissimo problema, nessun contrasto con la prefettura, quindi se sono 3 o 4 falò che fanno nel proprio campo, nel proprio giardino, mi hanno dato l'indirizzo e quindi il vigile senz'altro può andare a controllare che lì ci sia solo la famiglia e quindi è un tipo di controllo molto più facile rispetto al pranzo di Natale o al pranzo o alla festa di Capodanno di tutti i civici del comune. Vedremo se prima dell'Epifania anche Oderzo deciderà di allinearsi con gli altri.